amici di Via Vai TV, siamo con il presidente Paolo Tracanzan. Ci racconti un po' il nuovo segno distintivo di questa mostra di quest'anno? Il segno distintivo è l'assoluta attenzione che abbiamo rivolto all'imprenditoria, agli artigiani, a chi veramente con il loro lavoro quotidiano, con tutte le mattine che uno si alza alle 6, alle 5, alle 7, produce, lavora per il bene ovviamente proprio, dei propri addetti, dei propri dipendenti, che ha particolare attenzione al territorio, che ha particolare attenzione alle energie rinnovabili. E per questo facciamo in sede di inaugurazione una cosa assolutamente non convenzionale per la mostra dell'artigianato, facciamo questo talk show sul quale parliamo del produrre per il bene, produce beni, con 4 nostri amici, i quali non saranno dei relatori ma saranno una conversazione così amichevole, serena, che durerà un'oretta, sulla quale capiremo perché vale la pena di intraprendere questo tipo di strada che tenga conto anche dei valori etici e che comunque gratifica, ha un ritorno, non è soltanto una fantasia che può, voglio dire, essere così una roba bella, però non c'è un ritorno. Poi business è sempre, un'azienda è lì anche per fare business, e però ci sono determinate cose che consentono di fare business ma prestando attenzione a chi ti sta intorno, al mondo che ti sta intorno. Questa è una delle cose a cui ci teniamo di più. Certamente, bene, allora saremo pronti a seguirvi da sabato 4 ottobre, quindi questo talk show è sicuramente una nuova apertura e allora che sia così anche per le prossime edizioni. Grazie. Siamo con Carla Urban che quest'anno segue la comunicazione della mostra dell'artigianato dell'Alto Vicentino e condurrà questa bella iniziativa di apertura della mostra stessa, un talk show. Allora Carla, raccontaci chi saranno gli ospiti e quale sarà la tematica di questo talk show iniziale. Sì, il talk show avverrà giovedì 2 alle ore 20:15, 20:30, veramente un'occasione da non perdere. Ci si mette lì seduti ad ammirare, senza invidiarli, però delle persone di grandissimo successo, imprenditori del settore dell'artigianato ma anche dell'industria, una pubblica amministratrice, che hanno scelto il bene con la B maiuscola. Questa è veramente la mia vanità, mi dice di dirvi che la B maiuscola, ho detto scriviamo la maiuscola perché qui tutti lavorano bene, ma il bene con la B maiuscola vuol dire avere un occhio non solo all'ambiente, alle risorse sostenibili, ma anche a un'economia sostenibile che poi si arricchisce proprio dal fatto di avere seguito certi valori, come quello delle risorse umane, per esempio le organizzazioni di squadra, e quindi la certificazione sociale, che non tutti ce l'hanno, ma in questo caso c'è un'attenzione in modo particolare. E poi anche il bene vero e proprio, quindi abbiamo per esempio Dario Loison, che è un grandissimo artigiano, nel senso che proprio come numeri di addetti è al limite, se no potrebbe diventare industriale perché è grande, però lui ha una squadra veramente impressionante per affiatamento e poi ha creato una biblioteca. Lui reinveste continuamente in qualcosa che poi serve agli studenti, vai lì ed è pieno di giovani che studiano e a fine anno lui è sempre disponibile a far circolare i suoi prodotti gratuitamente. Non è per pubblicità ma proprio perché è un esempio, perché viene da un papà panettiere, quindi è una storia bella, come quella di Armido Manara, che è un imprenditore industriale invece al contrario piccolo, ma che è leader in Europa nelle stoviglie che si possono riciclare nell'umido, cioè le butti non devi mettere nella plastica e sono biodegradabili. Poi abbiamo Andrea Stella con lo spirito di Stella, anche lui imprenditore, però è anche presidente dei giovani industriali di Vicenza e quindi ha un'attenzione veramente impressionante nel suo dinamismo di persona che si è saputa ricreare dopo quell'incidente tragico che gli ha tolto l'uso delle gambe, sia nello sport ma anche proprio nelle attività, nell'investire coraggiosamente in iniziative, in fondazioni che fanno in modo che si diffonda lo spirito imprenditoriale sano e comunque anche dare una mano a cominciare alle start-up. Poi abbiamo Ugo Bigeri, presidente di Banca Etica, che è veramente una realtà magnifica che è meglio conoscere perché non è beneficenza ma anche attenzione ai propri risparmi con un'ottica di qualità. E poi abbiamo Piera Moro, che è il sindaco di Marano Vicentino, che con il Panis Marano ma anche con il premio che dà ai giovani artigiani di 1.500 euro togliendosi dallo stipendio, dà una dimostrazione concreta di come fare
far circolare la voglia di bene, di far bene, sempre più bravi, non necessariamente buoni in senso pietistico, ma buoni come dicevano i greci, no? Bello e buono, kalos kai agatos. E quindi ecco, questi sono i relatori del talk show. A me sta molto a cuore, li ho citati tutti: Manara, Dario Loison, Bigeri, La Piera Moro e ce ne manca una. E Andrea Stella, ecco, grazie all'ottima Patrizia, che sono un po' fantasiosa smemorina. Grazie a Carla Urban e complimenti per quello che hai portato a questa mostra dell'artigianato dell'Alto Vicentino. Grazie. Grazie e un abbraccio grande agli amici di Schio.